che si sono stati fatti. Eccoci qua, eccoci rientrati in studio. Che stavo facendo... Prego Volpin, siccome noi parliamo sempre durante la pausa pubblicitaria, stavo facendo una riflessione che il professore stava finendo e aveva finito e gli avevo posto la domanda, no, di dire, possiamo dire in maniera molto sintetica, ma nel senso così, perché è stata molto accorta, che questi ragazzi di questa terza generazione che fin prima parlavamo, e per arrivare a una conclusione, per dire perché sono anche questi di fatto, perché secondo il mio punto di vista, ma me lo stavo confrontando il professore, questo mi fa piacere da una parte, considerano i loro genitori dei deboli, e allora il ritorno alle origini qual è? È proprio questo, di far vedere loro che loro devono il riscatto delle loro origini. Questo è il fatto perché si arriva. E poi un'altra cosa, e qui condivido, ma proprio sotto aspetto sociologico, che lasciare aperte quelle che sono le cinture urbane senza la possibilità di incontrarli, senza la possibilità di parlarli, senza la possibilità di integrarli, perché poi anche da qui parte il Belgio è un'esperienza di queste terze fasce di generazioni, che questo periodo, cioè questa periferia dove erano crisciuti, volevano soltanto l'esempio negativo, l'esempio negativo, volevo dire, certo. Proprio riconoscono proprio i loro genitori, questa terza fascia, che sono di deboli, ecco il riscatto che hanno bisogno. Certo, quindi diciamo i reclutatori trovano terreno fertile, utilizzano la religione come un meccanismo. Certo. Poi le testimonianze che abbiamo visto in questi giorni è che questi ragazzi non frequentavano le chiese, non frequentavano le moschee, davanti al computer. Solo davanti al computer. Non solo per un musulmano, forse anche per altre religioni, e quindi non c'è nessun rapporto, come spesso in Italia si dice, tra quanto è avvenuto in termini di attentato e la religione. Certo. Ecco perché mi è piaciuto il ragionamento del professore e ho colto questa ultima fase per dire perché questa terza generazione, che prima parlavamo ma non riuscivamo a dire perché è così. È così proprio per un senso di riscatto delle proprie origini, per il fatto di dire riscattiamo noi, i nostri genitori sono stati deboli fino a ieri. Ecco, Allora, domandatevi un attimo come fa un ragazzo di 25 anni, 20 anni, suicidarsi per uccidere. Bravo. E diciamo sì, no, io penso a me stesso, quando avevo quell'età, avevo la forza di andare e farmi esplodere per uccidere gli altri. Guarda che c'è una carica di rabbia che è mostruosa, enorme. Ed è una carica Professore, di rabbia. Posso farle un esempio? Allora, io penso che la follia, perché io non penso ci sia un ragionamento razionale, poi abbiamo visto anche in queste settimane che in molti casi i kamikaze vengono indotti a farsi esplodere, la famiglia riceve, diciamo così, dei benefici in molti casi, ma non credo sia questo caso. Però siamo di fronte a una follia, appunto. Ammazzo, martirizzo me stesso, però rendo martiri anche gli altri decine. E chi metteva una bomba in una stazione? Qual era? Noi spesso in Italia, il fenomeno terrorista, abbiamo spiegato quello che abbiamo vissuto in Italia come in qualche misura che aveva delle caratteristiche politiche, ideali. Ora, mettere una bomba in una piazza a Brescia, mentre si sa che deve avvenire una manifestazione sindacale, quindi che la bomba ha effetti devastanti. Sì, non si è fatto ammazzare chi ha messo la bomba, non si è fatto ammazzare, ma attenzione. Io faccio fatica a pensare che uno sia un folle io penso che ci sia la follia alla fine, di fronte a una cosa. Non può essere una religione che mi spinge a pensare che se muoio le 72 vergini. Adesso francamente non mi pare che questo sia un elemento, alle volte molto più materiale. L'analisi degli anni del terrore in Italia è una cosa diversa. E dietro c'erano degli stupidi che sono stati strumentalizzati come sono questi, in maniera diversa, perché non avevano il coraggio di innescare la bomba. Questi potrebbero tranquillamente andare in giro col trolley
certo. Innescare un temporizzatore, uscire e salvarsi. E invece no. E questo è quello che... Allora, io ho fatto un esempio la volta scorsa, che era la tecnica degli ismaeliti. Io mi sacrifico per uccidere l'avversario, ma non è che io sono un militare e mi danno l'ordine. Io sono dormiente. Nel momento in cui mi danno l'ordine, io lo faccio. E erano addestrati ed allevati, facendoli sognare l'aldilà, quindi il giardino di Allah, e poi c'era tutta una serie di trucchi per fare arrivare questi giovani nel famoso giardino di Allah, fargli vedere cosa sarebbe successo una volta che fossero morti, e per fare questo meccanismo per addormentarli li drogavano e usavano l'hashish. Per cui il termine assassino, che si chiama la setta degli assassini, gli ismaeliti, il cui capo oggi si chiama Aga Khan, una volta lo chiamavano il vecchio della montagna, venivano drogati con l'hashish e si chiama assassino proprio per questo motivo. Questo collegamento rimane tuttora. Io sono convinto, come peraltro è venuto fuori un servizio francese, che questi erano drogati. Quindi l'hashish ha questa capacità di abbassare il livello di autodifesa. I due ultimi. Tre sono tre. Ma uno li accompagna, esempio, perché non sono in grado di intendere, la di cosa volere, che sembra strana è che quello che hanno preso a Molenbeek, qualcuno adesso non so quale sia il grado di affidamento, perché tutti noi guardiamo la televisione, lo leggiamo in giornali. Quello che hanno preso a Molenbeek e quello poi che è stato preso, gli attentati che sono stati fatti a Bruxelles erano una risposta a lui, qualcuno ha sostenuto, perché lui doveva morire. A Parigi lui doveva morire. Non è così. La cosa non è avvenuta, pare che lui non si fosse addirittura perché il terzo si salva sempre. Se avete osservato e osserverete in futuro, il terzo è l'accompagnatore. Non sono in grado di intendere. No, non era l'accompagnatore, lui doveva. Pare che questo. Ma anche quello c'è il terzo. Quello col cappello. Anche quello a Bruxelles c'è il terzo che non muore. Li accompagna e li mette nella posizione ideale e dopo lui se ne va. Dopo che venga interpretato come quello che voleva farsi saltare, ma non risulta che avesse cintura addosso o cosa di questo genere. Questo è il problema. Gli altri due sì, avevano i guanti, abbiamo quantomeno è stata interpretata quell'immagine come se fossero pronti a... E questo è una delle tecniche che risale all'epoca, ripeto, Marco Polo lo cita, questo fatto, e quindi nel milione, e quindi è una tecnica vecchissima, antica, che viene utilizzata ancora oggi. E non è detto che vadano alla moschea, perché gli ismaeliti è un'altra cosa. Oggi il centro ismaelitico è a Kampala. È la più grande, sono 20 milioni in tutto il mondo, si pensa, perché nessuno li conosce, e comunque lì Gheddafi ha fatto a fianco a questo centro ha fatto la più grande moschea dell'Africa. Quindi si presume che anche Gheddafi fosse ismaelita. Quindi avesse la cosa. Allora, come dicevo prima di andare in pubblicità, adesso andiamo a Idomeni in Grecia, in questo campo profughi, dove appunto il professor Pontani è stato non più tardi di una decina di giorni fa, credo, è corretto? Sì, mi trovavo lì per altre ragioni e ho deciso di fare insieme a un'associazione di volontari. Ecco, una cosa che si nota subito in quel posto, oltre a quello che chiunque può immaginare vedendo le immagini, una cosa che le immagini non convogliano naturalmente è l'odore terribile che c'è per via dei fuochi che queste persone, soprattutto adesso nella stagione fredda, e soprattutto per asciugare le cose, perché sono arrivato dopo le grandi piogge. Insomma, quindi lei gentilmente ci ha portato delle foto, vediamo se la regia le propone anche ai telespettatori. Sì, i panni stesi ad asciugare su qualunque posto, sugli alberi, sui distributori di benzina, sulle tende delle Nazioni Unite, eccetera. Oltre a un ambiente malsano e dire poco, e la gran parte delle persone che si vedono lì sono lì da un mese ormai, probabilmente ci sono ancora, alcuni sono stati portati via, ma la situazione non si è granché sbloccata. La cosa che colpisce, al di là della situazione tragica naturalmente di queste persone,
questione è la presenza dei volontari, cioè la Grecia è un paese che, come ben si sa, ne abbiamo parlato diversi mesi fa, ormai poi la cosa è un po' scomparsa dall'orizzonte mediatico, ma è un paese in bancarotta da molti mesi. Nel frattempo la situazione non è migliorata dopo l'accettazione del diktat europeo, compresa anche l'Italia, va detto, nel luglio dell'anno scorso. Le situazioni finanziarie sono catastrofiche. Ebbene, nonostante questo, una popolazione provata, stremata, che spesso ha avuto gli stipendi decurtati del 20, del 30% da un giorno all'altro, o ha perso il lavoro in moltissimi casi, ha creato una rete che in questo campo, che ospita, quando sono andato io, ospitava circa 14-15 mila persone, adesso probabilmente sono un po' di meno, perché sono state portate in parte via. Nonostante questo è riuscita a dare appunto da questa popolazione, a questa gente, pasti caldi, tende, hanno dato tutto, e io ho potuto vedere come effettivamente si sia creata, al di là delle ONG che hanno avuto naturalmente un ruolo importantissimo, al di là di Médecins Sans Frontières, eccetera, eccetera, si sia creata quella cultura della xenia, appunto. Noi la settimana prossima a Vicenza, venerdì e sabato, facciamo 2 giorni sulla xenia, appunto, nel mondo, fra il mondo antico e il mondo moderno. Ecco, loro hanno incarnato in qualche modo un ideale di ospitalità che ha sopperito al vuoto totale, il vuoto totale dello Stato greco, che non è in condizione di intervenire, e il vuoto totale dell'Europa, che era completamente assente, salvo che naturalmente per Médecins Sans Frontières c'è chi ha parlato di una nuova Dachau. Sì, cioè la cosa tragica è proprio questa, la Dachau poi di persone che ne usciranno tutte vive, e ne usciranno profondamente segnate. La gran parte di queste persone si sentono le lingue più diverse, c'è l'arabo, il farsi, l'inglese, tantissime vengono, cioè noi pensiamo siamo tutti arabi, ma moltissimi parlano il farsi, vengono dall'Afghanistan, vengono da posti lontanissimi, e quelli tra l'altro sono quelli proprio più sfortunati di tutti, quelli non hanno nessuna chance di essere accolti, di essere rimessi in circolo, no? E questo fatto dell'accoglienza, diciamo, di queste masse di persone che sono indistinte ti colpisce, perché vedi che in quel caso lì la pietà popolare in qualche maniera fa quello che l'Europa non fa quello che l'Europa si rifiuta di fare, perché anzitutto anche quando la frontiera non era chiusa, per molti mesi prima ne passavano solamente quelli che avevano un determinato passaporto, per i siriani passavano gli iracheni, prima ancora passavano anche gli afghani, prima ancora quando c'era Frau Merkel che faceva la buona, passavano tutti più o meno, e allora a quell'epoca passavano anche i marocchini che erano arrivati in Turchia chissà come, perché ovviamente lì c'è una mafia stabile da molti mesi, le persone che lavorano lì lo sanno benissimo, una mafia stabile che soprattutto dalla Turchia porta le persone sul suolo greco, sulle isole o attraverso la frontiera dell'Ebro, fino ad arrivare a quel confine lì. Adesso naturalmente si è tappato questo buco, quindi questa mafia fa molti meno affari, devono trovare altre strade, ma è una mafia che ha organizzato queste masse di disperati, lucrandoci sopra, siccome fra l'altro i siriani non sono gli africani, ma hanno molti soldi, sono venuti con molti soldi, per lo più quelli di Aleppo erano ricchi, o comunque insomma messi molto meglio di quelli del Gambia e della Sierra Leone, purtroppo, e questi hanno fatto degli affari incredibili. Ecco, la cosa che veramente io quel giorno in cui ero lì, è venuta questo bellissimo accordo, il famoso accordo con la Turchia, che prevedeva che una parte cospicua di queste persone, all'inizio quelle che accettavano, poi insomma penso in prospettiva più o meno tutte, dovrebbero essere prese e rispedite in Turchia. E si fa presente che la gran parte delle persone che io ho visto, con cui ho parlato, sono dei curdi. Ora, adesso, al di là di tutto, prendere questa gente e mandarla in un paese nel quale i curdi hanno, insomma, sappiamo come vengono trattati, è una cosa di cui io mi sono profondamente Infatti uno dei problemi che potrebbe scatenare questo accordo che c'è stato tra l'Europa e la Turchia è un accordo che prevede anche la possibilità di arrivare poi in Europa per i turchi senza nessun tipo di problema, e si stima che siano moltissimi proprio i curdi turchi che potrebbero iniziare una migrazione verso l'Europa. Però Moretto, prima di sentire anche i telespettatori, perché sono in attesa, c'è questo problema a cui ha accennato anche prima il professor Casa, ma che ha risollevato il professor Pontani, quello della mafia, del business delle migrazioni, un business che è
sia in ambito locale che in ambito internazionale, con queste mafie che spostano migliaia e migliaia di persone, e che diventa un business anche per gli stati, perché 6 miliardi di euro sono pochi, quelli che dovrebbero essere dati alla Turchia. Anche se ci sarebbe poi da aprire una parentesi, la Turchia e non la Grecia piuttosto che l'Italia. Sicuramente dietro a questi grandi fenomeni, anche queste grandi situazioni tragiche, c'è qualcuno che si infila in maniera disonesta e che cerca di fare business. C'è il business degli scafisti o della mafia che li fa arrivare via terra, perché qua è tutto organizzato, esatto, perché viaggiano via internet, esatto. No, Volpin, ci sono le pagine dove danno informazioni così come se fossero delle... Ecco, tra l'altro la regia può proporre le immagini che la Guardia Costiera puntualmente manda di settimana in settimana. Queste qui sono le operazioni del mese di marzo, queste qui, quindi sono sbarchi in Italia, esatto. Questi. Ma infatti ci hanno anche dimostrato che chi pensa di fermare un fenomeno che fa parte della storia del mondo, adesso il professore lo sa sicuramente meglio di me, ma fa parte della storia dei popoli, il migrare, il spostarsi e l'affrontare le difficoltà cercando la sopravvivenza da qualche altra parte, oppure spostandosi per motivi economici. Ma questo ha dimostrato anche che chi pensa di fermare questi fenomeni chiudendo delle vie forse si dimentica del fatto che immediatamente se ne apriranno delle altre, e così è successo. C'è stata una diminuzione degli sbarchi perché c'è stato contemporaneamente, non si può dire che il fenomeno si sia sovrapposto, ma i numeri sono simili, che sono arrivati via terra, e nella tratta di queste persone ci sono organizzazioni che fanno business e che fanno dei lauti guadagni con questo tipo di traffici. Da questo punto di vista l'operazione è una ForMed che è stata avviata nei mesi scorsi, ha proprio questo scopo, quello di, attraverso un pattugliamento che ha chiesto e ottenuto anche l'Italia, e che tra l'altro ha una guida italiana, pattuglia il Mediterraneo allo scopo non di, in qualche modo di fare da deterrente e di intercettare questo tipo di traffici. L'accoglienza diventa un business invece anche in loco, o lo è stato nel nostro paese purtroppo. Questo è uno dei motivi per i quali è stata istituita la commissione d'inchiesta, perché purtroppo quando non c'è un sistema di accoglienza stabile e predefinito si deve necessariamente ricorrere a soluzioni temporanee. In questo tipo di situazioni si inseriscono cooperative poco trasparenti e persone che abbiamo visto, fatto del vero e proprio business su questo tipo di fenomeno, non garantendo alle persone che arrivano le cose che erano stabilite e dovute dagli accordi con il Ministero, e trattenendosi delle risorse pubbliche. Da questo punto di vista quindi ci sono due campi di azione. Uno è quello che dicevamo prima a livello europeo, di controllo delle frontiere. All'ultimo Consiglio europeo del 17-18 marzo si è ribadita la necessità quindi di una polizia comune di frontiere, una guardia costiera comune, nel senso che è impensabile che paesi nella difficoltà in cui si trova come la Grecia, o paesi, parliamo delle frontiere via terra, piccoli come la Slovenia, che con 1,5 milioni di abitanti hanno dovuto gestire 500.000 persone che transitavano. È impensabile che questi piccoli paesi da soli, con le proprie forze di polizia, possano affrontare questi fenomeni, e lì è necessario e nell'ultimo Consiglio europeo si è appunto ribadito, è necessario un impegno comune. Dall'altra parte, quindi poi nel passo successivo, che è quello dell'accoglienza, si è definita una strada comune europea alla quale anche l'Italia si sta adeguando, che è quella di un sistema di accoglienza che vada per hotspot, cioè strutture di prima accoglienza e distribuzione. Noi siamo in ritardo in questa abbiamo attivato uno degli hotspot che ci sono stati richiesti, e dall'altro lato stiamo lavorando, e questo forse
è una cosa che è difficile percepire, che i cittadini percepiscano, in un ribaltamento delle proporzioni. In questo momento nel nostro paese il 30% delle persone è accolto in strutture permanenti, diciamo offerte dai comuni all'interno del cosiddetto sistema SPRAR. Il 70% invece viene accolto in strutture temporanee, quindi i famosi alberghi vuoti che si offrono, così, certo. I famosi appartamenti invenduti che il proprietario offre per le cose, e ricordiamo il caso appunto di Eraclea Mare che è andato sulla ribalta nazionale e che faceva parte di queste situazioni. Il governo ha aperto, il Ministero ha aperto il bando SPRAR per fare in modo che queste proporzioni si ribaltino, ovvero che i sindaci siano nelle condizioni di dire: ho 10.000 abitanti, io offro 10 posti, nel caso in cui sia necessario, non è detto che sia necessario, in questa struttura, in queste condizioni. La popolazione è informata, sa come l'accoglienza avverrà e si può contare su un sistema permanente e soprattutto diffuso, che eviti quelle situazioni di centinaia di persone ammassate in una struttura. Di cui parlavamo prima. Ecco, per i telespettatori queste immagini qua invece sono le operazioni che ha fatto la nostra Guardia Costiera nell'Egeo, invece queste qui notturne sono state fatte dalla nostra Guardia Costiera, che quindi è intervenuta anche in altre acque. Allora, intanto adesso inviterei la regia a contattare i nostri telespettatori che si sono prenotati per intervenire, che sono parecchi, e se no dopo non riusciamo mai a farli parlare tutti. E invece intanto vorrei dare qualche numero, ogni tanto bisogna dare i numeri, no? Come si usa dire. Allora, vediamo quali sono stati, come stiamo andando per quanto riguarda gli arrivi nel nostro paese, gli sbarchi in questo primo periodo dell'anno. Abbiamo preparato una semplice grafica, comunque i numeri sono sicuramente in crescita. No, questi sono quelli in Europa, ma va bene lo stesso, li teniamo comunque. Questi sono gli sbarchi che sono avvenuti in Europa in questi primi mesi, gennaio e febbraio del 2016, 131.721, il 90% di questi arrivi sono stati in Grecia, il 90%, che sono stati 122.637, questo qui sono dati dell'Organizzazione per la Difesa. In un paese di 9 milioni di abitanti, va detto, cioè esattamente. La popolazione è quella. Ecco, quindi è un dato decisamente in crescita. Vediamo anche la grafica successiva che riguarda l'Italia. Allora, questi qua, eccoli qua, questi sono quelli relativi a questo primo trimestre, praticamente 14.492 gli sbarchi in questi primi 3 mesi. Nel 2015 erano stati 10.165, quindi siamo in crescita del 42,5%. La grafica successiva invece, vediamo ancora, così chiudiamo i numeri. Nel 2015 sono stati complessivamente 153.842 gli arrivi in Italia, nel 2014 170.000, quindi abbiamo avuto una flessione degli arrivi del 9%. Perché hanno trovato altre vie. Del 9%, certo, si è aperta ovviamente. Rispetto agli sbarchi del primo periodo, dei dati diversi forniti direttamente dal Ministero alla Commissione, quindi insomma li ritengo assolutamente affidabili, che danno al 14 marzo 2016 gli sbarchi sono 9.496, il 4% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. Immagino anch'io che poi saranno di più, questo non è, però dico, il Ministero alla Commissione comunica un aumento del più 4% dall'1 gennaio al 14 marzo. Quindi abbiamo il signor Roberto che è in attesa. Buonasera signor Roberto, chiama da dove? Carmirano, in provincia di Venezia. Prego, cosa vuoi chiedere? Più che chiedere, io voglio capire, scusatemi un attimo, ma l'Europa esiste o no? Perché noi italiani non proviamo ad andare in Europa, e non è la prima volta che lo dico questo, a chiedere all'intera Europa, 27 paesi più l'Italia 28, ogni paese mette 2 navi della Marina Militare sul Mediterraneo, sono 56 navi, e li blocchiamo là, in Libia, in Marocco, in Algeria, in Tunisia. Scusatemi un attimo, il Marocco non ha il terrorismo, non ha la guerra. L'Egitto non ha la guerra.
I paesi degli Emirati non hanno la guerra. Quindi i siriani che arrivano in Grecia passano attraverso un paese che non ha la guerra. Perché non vanno da quella parte? Prima domanda. Seconda, perché in Italia arrivano solo africani subsahariani e non un solo vero migrante? Lo capite che questa è una vera e propria invasione? Ci stanno distruggendo. Vogliamo fermarli, sì o no? E Benissimo. chi mi sta parlando è un italiano da 7 anni e mezzo senza lavoro, sepolto in un mare di merda. E là con lui. Bene, bene, grazie al signor Roberto. Abbiamo anche il signor Italo. Sentiamo, buonasera Italo, da dove chiama? Buonasera dottor Trivellato, sono Italo, chiamo da Padova. Buonasera. Intanto vi volevo ringraziare perché io mi sintonizzo tutti i venerdì sulla vostra trasmissione che mi piace tantissimo. Grazie a lei. Volevo approfittare per ringraziare il professor Ermanno Case che venerdì scorso, quasi in chiusura di trasmissione, ci ha detto: noi siamo qui e cerchiamo di fornirvi delle informazioni il più corrette possibili, se voi volete ascoltateci. Ecco, io vi ascolto molto volentieri perché abbiamo sempre tantissime cose da imparare, professore, e la vostra è una trasmissione molto utile e mi rendo conto che non è neanche facile intervenire e dire delle cose che abbiano un senso logico, perché le tematiche sono così complesse che si fa fatica a intervenire. Comunque, se mi permettete, parlo un po' a spizzichi e bocconi perché non mi riesce difficile seguire una traccia uniforme, perché le idee anche espresse in studio sono tante. Ma qualcuno parlava di cittadini europei. Ma scusi, ma se io sono di origine slave, dopo 700 anni io non mi sento italiano, ma queste persone che vengono da tutte le parti del mondo, come facciamo a dire che sono cittadini europei? Perché sono nati qua, perché sono di terza generazione? Ma questa mi sembra una bestemmia dal punto di vista antropologico, ma veramente mi sembra una cosa pesante. Poi voglio dire, io che sono dell'area mediterranea, che cosa io ho a che fare con i Vandali, i Visigoti, gli Ostrogoti, i Sassoni, gli Olandesi? Sono stati citati gli olandesi, mi sembra che sia un esempio palese di persone poco affidabili, se uno conosce un minimo di storia. Cioè, voglio dire, io ho sotto mano un biglietto da 20 euro, va bene? Allora c'è la cifra di 20 ripetuta diverse volte, poi c'è uno schiribizzo che non è quello di Draghi, e poi c'è un numero, non c'è scritto titolo portatore, rimborso, niente, è un pezzo di carta. Allora qualche volta si attentano agli uomini politici, vedi Kennedy, e perché non si attentano mai alle vite dei produttori di armi, a quelli che emettono questa carta straccia che non vale niente, ai produttori di petrolio? Cioè, voglio dire, si rischia sempre la vita del politico e non si pensa mai ad attentare alla vita di chi mette il mondo in queste condizioni. Allora, voglio dire, il discorso è complesso e trovo molta difficoltà a parlare, ma si parlava prima della Russia, ma Putin, per Dio, è anche il capo dei servizi segreti, ed è per questo che è in mano un po' il paese. In Italia non c'è il terrorismo, per forza che non c'è il terrorismo, perché al mondo arabo-islamico non è che interessa l'Italia. In Spagna ci sono già stati quando hanno voluto, in Grecia abbiamo visto ci sono i turchi e gli arabi, la Grecia ne fanno un boccone quando vogliono, l'Italia lascia passare perché a loro interessa l'Europa, che non è quella mediterranea, interessa la Scandinavia, l'Inghilterra, la Germania, quella è l'Europa per il mondo arabo, per esempio. Ma non sono assolutamente cittadini europei, ma non possiamo dire queste babbenaggini qui, perché ogni popolo ha la propria identità e deve tutelare se stesso. Noi per anni abbiamo praticato l'aborto, abbiamo ammazzato i nostri figli, ed è chiaro che invece altre etnie puntano sulla procreazione, e allora tra poco avremo in Europa la maggioranza o cinese o musulmana, perché hanno un'altra concezione, ma noi abbiamo rinnegato la nostra tradizione. È stato chiarissimo. È stato chiarissimo, Italo. Eccetera, eccetera. Cioè, non possiamo fare certi ragionamenti perché non hanno né capo né coda. Grazie, adesso le rispondiamo, mi scusi, ma dobbiamo andare in pubblicità, quindi devo interromperla, ma dopo, appena rientriamo dalla pubblicità, vediamo di rispondere alle domande dei nostri telespettatori tra poco.